Castellammare meglio del primo tempo? Non lo so, perché oggi sono contento, a differenza delle ultime due partite. Ti dico che oggi abbiamo perso, ma sono contento, perché la squadra ha provato a fare qualcosa, in alcune situazioni c'è riuscita, pure abbastanza benino. Poi abbiamo preso un gol sul calcio da fermo, un altro gol su una palla buttata lunga e abbiamo dato la possibilità di attaccare a profondità a Malik, che è un giocatore che ha una velocità incredibile, quindi ha giocato contro una difesa intera. E poi niente, poi è normale che cercando di attaccare devi concedere qualcosa, però ripeto, sono sempre palloni concessi per errori tecnici, e magari nella gestione, cercare di fare un passaggio un po' diverso da un altro e quindi perdi palla, e se sei aperto perché devi andare a fare qualcosa è normale che poi viene ripartenza, però alla fine mi va bene così, preferisco cercare di provare che rifiutare a fare tutto. Secondo tempo è normale, io ci credevo pure dopo il 2-1, peccato che abbiamo perso troppo tempo e troppe energie a litigare in campo, che secondo me non serve a niente, però va bene, è la prima di campionato, loro sono una squadra che si conosce da tanto tempo, come dicevi bene tu ieri, si sapeva che era una partita semplice, una partita che ti gioca tutta di ripartenza, hanno gamba, però va bene, sono contento. Anche sotto il 2-0 ero convinto di poterla riprendere in un modo o nell'altro, perché oggi almeno sapevo che loro provavano di fare qualcosa, cioè i miei provavano a fare qualcosa. E abbiamo avuto due palle importanti con Aggio, che alla fine si è presentato coperto col portiere, là con un po' di lucidità in più poteva essere qualcosa di diverso. E un po' troppo isolato Antonio Lentini, perché quando giochi contro una difesa a 3, se non viene aiutato dagli esterni che vengono dentro, niente. Poi qualche cosa di carino si è visto, quella mi interessa, quindi va bene, ripartiamo martedì con una, secondo me, una consapevolezza diversa su quello che possiamo fare. Ogni partita, come ti dicevo ieri, può essere semplice, ogni partita può essere impegnativa, dipende soltanto da noi. La foga c'è, è normale che c'è, però come lei ha detto meglio il secondo che il primo, Luca ha detto meglio il primo che il secondo, quindi io mi prendo il primo tempo suo al secondo tempo di Luca, quindi secondo me, ripeto a dire che almeno abbiamo provato. Continua ad esserci qualche errore che possiamo evitare, perché comunque si possono evitare. Per quanto riguarda, come ho detto prima, Meliti, purtroppo a me piace un altro tipo di situazione. Il calcio io lo vedo come uno sport elegante, è romantico, e quindi queste cose fanno perdere romanticismo nel calcio. Mi sono piaciute tante cose, me ne sono piaciute meno altre, però almeno oggi hanno provato, e quello era il segnale che volevo, è quello. Poi ripeto, ancora realmente non abbiamo un assetto base, perché come ben sai siamo una squadra ancora giovane sicuramente, però un po' corta in alcune situazioni, quindi o ti inventi tante volte qualcosa, però ripeto, oggi va benino. Valentini è importantissimo, come è importantissima tutta la squadra per me, è importantissimo Sami, è importantissimo Ricciulli, è importantissimo Cari, sono tutti giocatori importanti. Io spero soltanto di avere al più presto la squadra al completo, perché noi fuori abbiamo due giocatori che possono farci fare qualcosa di diverso, speriamo di recuperarli presto e realmente capire veramente dove possiamo arrivare. Io ho chiesto una cosa prima della partita, ho detto oggi parte tutto, dipende da voi fare un campionato di anonimato o fare qualcosa di carino, di bello. Quindi non ce la giocheremo, nessuno ci ha mai chiesto niente, da premettere che nessuno ci ha mai detto dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro. Mi hanno chiesto soltanto di vedere qualcosina di carino, e la società si sta impegnando tantissimo a ripulire tante situazioni passate, quindi avere un po' di credibilità su alcune cose. Lavoriamo domenica, giornata dopo giornata, con tanto sacrificio e umiltà, e io sono convinto più di che mai oggi, dopo questa partita, che qualcosa di bello verrà fuori. Da prima ho fatto 2 anni in Portogallo, che per me sono stati importantissimi, perché ho iniziato come settore giovanile lì con under 20 e poi ho fatto quasi 2 stagioni da prima. E poi sono rientrato e ho fatto il secondo, ma l'ho fatto per scelta, perché a me è un ruolo che piaceva e piace tantissimo. E poi quando tu fai il secondo a gente come Giacomo Modica o famiglia Zeman, Karel Zeman, è bello, cioè è come andare all'università del calcio, quindi sono a morire lo stesso, cioè comunque fare il secondo a una persona che comunque ha fatto calcio in un certo modo ti forma in tante cose. Quest'anno mi sentivo un pochettino più pronto,
e pure la voglia di stare vicino casa e niente, poi c'è stata questa chiamata del Mazzara e l'ho accettata perché volevo provare.